Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, aggiornamento. Aggiornamento che riguarderà più aspetti della difesa integrata. Aspetto numero 1, attenzione particolare per la cultura della colza in queste prime fasi di sviluppo. Essendo l'apparato fogliare molto ridotto, in pochi giorni attacchi forti, ad esempio di Altica, possono ridurre significativamente l'investimento della cultura. Quindi visitare frequentemente gli appezzamenti e controllare se vi sono attacchi significativi e, qualora necessario, intervenire tempestivamente. Ricordiamo inoltre che è il momento ottimale per poter procedere ai monitoraggi delle larve di elatteridi qualora la presenza di fattori di rischio e o elevate catture con le trappole a feromone di ATRF abbiano indicato il rischio di danno nella successiva stagione. Quindi si possono preparare e installare nel terreno e posare nel terreno le trappole per larve. Con queste temperature e una buona umidità superficiale possiamo avere delle catture ottimali e quindi capire se la soglia di danno per la cultura del mais nell'anno successivo viene superata o meno, e comunque abbiamo per tutte le culture una buona indicazione sull'eventuale rischio di danno per tutte le culture suscettibili. Terzo aspetto della difesa integrata che affrontiamo oggi è quello delle culture di copertura. Le culture di copertura possono essere molto utili per migliorare il terreno, per migliorare la struttura del terreno, per migliorarla direttamente e indirettamente attraverso gli apparati radicali e la sostanza organica che lasciano, ma possono anche essere pensate per una difesa dalle avversità diretta. Ci sono per esempio essenze che possono ridurre il rischio di danno da insetti del terreno nell'annata successiva. Per esempio alcune brassicacee è stato dimostrato che possono ridurre fortemente le popolazioni di latteridi e possono avere un effetto paragonabile a quello dei migliori insetticidi. Ma ci sono anche cover crop estive che possono dare un contributo per la riduzione del rischio di danno. Nell'annata successiva abbiamo fatto una sperimentazione, per esempio confrontando la crotalaria con il sorgo in periodo estivo, e abbiamo avuto dei buoni risultati statisticamente significativi. Quindi attenzione alle cover crop, avrete tutte le istruzioni per delle scelte per le cover crop più adatte a seconda dei terreni e a seconda degli obiettivi che ci vogliamo porre, visitando il sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org bollettino cultura erbacee, oppure richiedendo la spedizione via mail dei bollettini scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Alla prossima!